Don Pasquale carissimo, carissimo Marchesino, come state? Il Marchesino, ci sta il Marchesino qua. Una sedia al Marchesino, una sedia al Marchesino. La migliore, una sedia al Marchesino. Pigliate la migliore, quella là, quella là, una sedia al Marchesino. La migliore, mi raccomando. Accomodate. Uè, il Marchesino. Accomodate, Marchesino. Caro Marchesino, come state? Come state? Bene, grazie, molto bene. Bene. Marchesi e il papà, il marchese, come sta il papà, il marchese? Molto bene, grazie, non vi date pena, il marchese sta sempre bene. Sembra appresso alle ballerine, non è vero? Quello tiene un chiodo fisso proprio, costantemente. E poi con me fa il severo, Fa il severo, addirittura. Sì. Il marchese, che nobilume, che gentilume. Il marchese è un nobilume, quello è un gentilume. E la marchesa morì, non è vero? Sì, morì, sono 4 anni purtroppo, ci manca tanto. Come mi dispiace, Marchesi, morì la marchesa, Sì. come mi dispiace, morì la marchesa, la marchesa morì la marchesa, come mi dispiace, morì la marchesa. A me che me ne importa. E Marchesi, vi presento qua il mio amico Felice Ciasciamucca. Sì, tanto piacere. Felice di conoscerti, in me troverete puntualità e onestà. Grazie, comodo. Dunque, Marchesino, a che dobbiamo l'onore di questa visita? Don Pasquale, voi mi dovete un favore. Assolutamente sì. Solo voi e vostra moglie ve lo potete fare. Quindi chi se volesse qualcosa di denaro? E sentirete bene proprio, sentirete. No, sai qual è la cosa, Felice? È che mi dispiace rifiuto. Ma scusa, metti un poco braccia così. Avanti che mi cambi. Voi dovete sapere che sono pazzamente innamorato della figlia di un certo Gaetano Semmolone, detto Fritto Misto, perché fino a 3 anni fa faceva il cuoco presso un nobile signore inglese, che morì e gli lasciò tutti i suoi averi. Brutta gente. E la debolezza che è proprio. Pure la seccia è debole. Pure la seccia non ce la fa più. Scusate, Marchesino. Signori miei, quello si fa dare aria di nobiltà, si fa addirittura chiamare cavaliere, ma in realtà è un titolo che si è dato lui. È un ignorantone che non sa né leggere né scrivere. Però una dote ce l'ha, sì, ce l'ha, sì. Tiene una figlia che è un angelo e che mi fa battere il cuore tutte le volte, alla quale fece studiare il ballo fin da bambina. Tant'è che oggi è prima ballerina al San Carlo qui a Napoli. È collega mia. La conoscete? Io lavoro a San Carlo. Lì al San Carlo, quella sta dentro al San Carlo e fa la ballerina. Tu stai fuori e stai pure abusivo, state zitto. Sempre collega mia, sempre collega mia. Tu ci tieni a me perché io tengo una posizione, io nella società occupo una posizione. A bacio scandinavo, Annanzi sopra San Carlo ci sto io, quella è la posizione mia. Vorrebbe sposarmi pure lei, vorrebbe essere mia. E il padre si oppone. Il padre è strepone. No, come strepone? Lui ha detto il padre è strepone. No, Strepponi. Pasca, tu hai detto il padre è strepone. No, il padre si oppone. Pasca, perché poteva essere streppone di cognome, Pasquale Streppone. Pasca, tu quando parli ti la lingua mi si orienta. Poi la lingua lo si tiene da capo. No, in realtà lui vorrebbe maritarla. Però vorrebbe maritarla con un nobile. Scusate, ma che voi non siete nobile? Sì, ma l'inghippo sapete qual è? Che la mia nobile famiglia non acconsentirà mai a questo matrimonio. Ma voi ditemi, come posso andare a casa mia, dei nobili parenti, con tutta l'aristocrazia? Venite pure a casa di Gaetano Semmolone, l'ex cuoco, a parlare di un matrimonio con chi? Con la figlia che è pure una ballerina. Ma non lo posso fare, ma come lo posso fare? Non posso fare. Ma che voi non lo potete fare, come fate? Voi non lo potete fare, quello non lo può fare, no, non lo potete fare, ma che sì, vedi, quello non lo può fare, quello chi non lo può fare. Pasca, non fa, ma che me ne importa a me? Ma che c'è, dunque, che avete pensato di fare? Così avevo risoluto. Si fa il riso assoluto. E voi avete detto lui ha detto si fa il riso assoluto. Ma quello no, avevo risoluto.
È la marca del riso. La marca del Sì, riso. ma questo riso, come scusate, a noi ci interessa, Ma che sì? come ve lo fate questo riso luto, no? Col parmigiano. Col parmigiano, che la pommarone. È buono, come ve lo fate? Ma che risoluto, avevo deciso. Avevo deciso di non pensarci più. Ma che volete fare? Io amo troppo Gemma. No, ma troppa gente. Sto facendo, no, ma che sì, una persona dovete amare. È volubile, è volubile. No, tutta questa gente. No, non potete amare troppa gente, allora c'ha ragione il padre, scusate per tanto. Voi dovete amare una persona sola. Sto facendo, non si può amare troppa gente, ma che sì. Signori, è facile. Troppo Gemma. Amo troppo Gemma. Sono due parole. Amo troppo. Quelli, questa è troppo e questa è Gemma. Gemma. Don Pasquale, voi dovete essere il marchese Ottavio Favetti, mio padre. Donna Concetta? Sì. Donna Concetta, la contessa del Pero, mia zia. E il signore è perfetto, guarda. Il principe di Casador. E lui, Io? Voi? Il succo è così combinato, no? Faccio un principe di Cazzarola. Casa. Ma qua siamo agli sgoccioli proprio. Sì, siamo è proprio sì. Non è marchesino, non è per cattiveria. Proprio quello non ce la fa proprio, ma che sì, lo vedete voi, lo vedete? Marchesi, mi permette di parlare perché giustamente, come ha detto Pasquale, più che amico sono fratelli. Sì. Marchesi, voi siete innamorati. Quello è innamorato. Siete innamorati. E allora quando uno è innamorato, voi non badate a tutte. Voi siete, amate questa ragazza, siete innamorati, si vede dalla faccia, si vede. E allora quando uno è innamorato, e vedete tutte rose, vedete tutte fiori, vedete, ma scazzata ferma. Sto parlando, sono mosso mia. Io parlo, tu fai così annanzi all'occhio, ma dorma, ma dorma. Sto debole. Stavo dicendo. Mettiamo che noi facciamo questa cosa come dite voi, no? Mettiamo pure che se noi dovessimo andare lì sopra e questo signore se ne accorge, voi non otterrete niente e noi abbiamo una solenne bastonatura e perché sì, noi non siamo nelle condizioni fisiche di incassare mazzate. Ma no, non ci pensate più. No, non ci dobbiamo pensare, perché sì, non è per cattiva volontà, che le preve la cascia che non ce la fa. Vabbè, Pasquale, chi è una mazziata che potremmo avere? Infatti. Questo remunera, no? Sì, remunera, come no? Accettiamo. Ma che sì, allora accettiamo. Oh, benissimo. Accettiamo. Allora faremo una finzione perfetta e bellissima. Sì. L'unica cosa, dovete in albagia, mi raccomando, in albagia, Dobbiamo andare lontano. No, vabbè, non ce la facciamo. Voi ci venite a prendere con la carrozza. Voi ci venite è lontano, ma che sì, no, non possiamo. Non ce la facciamo. Va bene, Albania, qua vicino. In Albania come si fa? No, in albagia, in area di aristocrazia, di nobiltà, mi raccomando. Sì, quando a questo noi schifammo tutto quanto. No, la teniamo. Sì, la teniamo, l'albagia. E poi, Don Pasquale, se voi farete bene la vostra parte, sarete remunerati. No, vabbè, ma... Guardate, questa è proprio l'ultima cosa, noi non ci siamo. Qual è l'ultima cosa? State zitta, è l'ultima cosa. I signori a così fanno. È l'ultima cosa. Ma mangiare, l'ultima cosa.